Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Frangi74. Oggi prepariamo insieme i sospiri sardi. I dolcetti che prepariamo oggi sono dolcetti tipici sardi, vengono fatti con la farina di mandorle, si facevano in passato per le grandi occasioni, soprattutto per i matrimoni, infatti vengono chiamati anche i dolci della sposa. Sono molto semplici da fare, sono dolci delle feste che possiamo preparare con largo anticipo perché si conservano anche per tanti giorni. Adesso vediamo gli ingredienti. Ci occorrono 300 g di mandorle già pelate, 200 g di zucchero semolato, la scorza di un limone biologico, 3 mandorle amare, mezzo bicchierino di limoncello, 60 ml di acqua. Per la glassa ci occorreranno 200 g di zucchero a velo e 40 ml di acqua. Se è la prima volta che passate da qui, mi raccomando, se vi piacciono le mie ricette iscrivetevi al mio canale e non dimenticate la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Avrei piacere anche che veniste a trovarmi sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Ma ora continuiamo con la nostra preparazione. Allora, qui ho un mixer. Mettiamo le mandorle direttamente dentro il mixer. Ok. Poi mettiamo le 3 mandorle amare. Se non abbiamo le 3 mandorle amare, possiamo mettere anche mezza fialetta di essenza. Poi mettiamo sempre nel frullatore la metà dello zucchero. Ok. E andiamo a mixare. Ok, le nostre mandorle sono pronte, quindi abbiamo raggiunto questa consistenza, quindi quasi farina ma non proprio perché ci sono altri pezzettini. A questo punto dobbiamo trasferirci ai fornelli. Allora, eccoci i fornelli, ho messo sul fuoco un pentolino, adesso ci mettiamo l'acqua, ok, aggiungiamo anche il limoncello. E aggiungiamo anche lo zucchero. Facciamo sciogliere a fuoco medio lo zucchero e lo facciamo cuocere per circa 5 minuti. Aggiungiamo anche un pochino di acqua a fior d'arancia. Ok, io ho spento un attimo il fuoco, ho ottenuto il mio sciroppo, verso la farina di mandorle, quindi la mandorla che ho grattugiato, direttamente nel pentolino. La amalgamiamo per bene, riaccendiamo il fuoco, mettiamo anche la scorza del limone, andiamo a cuocere il composto fino a ottenere, diciamo, un composto abbastanza omogeneo. Le mandorle devono assorbire completamente lo sciroppo. Allora, se vediamo che il composto ci sembra troppo asciutto, perché abbiamo fatto cuocere un po' troppo lo sciroppo, possiamo aggiungere un po' di acqua a fior d'arancio. Allora, ho cotto per circa 2 minuti le mie mandorle e ho ottenuto questa consistenza. A
A questo punto posso spegnere il fuoco e trasferire il composto in una ciotola. Allora, ho trasferito il composto, come ho detto prima, in una ciotola. Lo sto facendo raffreddare, non possiamo farlo raffreddare del tutto perché poi si rapprende e non riusciamo a lavorarlo. Dunque, per non bruciarci le mani, mettiamo in una ciotola un po' di acqua a fior d'arancio, ci bagniamo la punta delle dita e prendiamo un po' di impasto. Scotta. Facciamo una pallina. Ok. La appoggiamo sulla placca da forno e poi le diamo la forma. Così. Ecco qui ho terminato di fare le mie formine dei sospiri. Inforniamo quindi forno già caldo, 120 gradi, modalità statica, per 15 minuti e così li facciamo asciugare. Allora, ho sfornato i miei sospiri, eccoli qua. Li ho lasciati raffreddare, adesso passiamo a preparare la glassa. Quindi prendiamo lo zucchero a velo, lo mettiamo in una ciotolina. Dunque, una volta fatto questo aggiungiamo anche l'acqua. Se non dovessero bastare i nostri 40 grammi, aggiungiamo un altro po'. Quindi l'aggiungiamo prima piano piano e andiamo a mescolare così. Guardate un po' che bella glassa. A questo punto andiamo di nuovo ai fornelli, la facciamo cuocere circa 5 minuti e la glassa sarà pronta. Allora, dopo che ho cotto la glassa 5 minuti sul fuoco, eccola qui, l'ho trasferita in una ciotola, l'ho lasciata leggermente raffreddare, ma è ancora tiepida. Quindi ora prendiamo il nostro sospiro, lo mettiamo dentro la glassa, ok, facciamo scolare leggermente e lo posizioniamo qui sulla carta forno. Facciamo la stessa cosa con tutti. Allora, ecco qui i miei sospiri sono pronti, sono venuti abbastanza bene. E allora, io ho qui anche delle veline rosse, io ho scelto il rosso perché fra poco è Natale e possiamo farli anche per Natale. Allora, possiamo quindi servirli così, oppure possiamo darli in dono, proprio come vuole la tradizione, avvolgendoli nella velina, ovviamente per alimenti. Io ho scelto il rosso perché il rosso mi piace tantissimo e poi è natalizio, quindi è un ottimo regalo. Ora però voglio farvi vedere anche l'interno dei nostri sospiri. Ne prendiamo uno e lo tagliamo. Potevo non fare la prova assaggio? No. Veramente ottimo.
Si sente l'aroma del limone, una puntina di amaro ma assolutamente equilibrato, e l'acqua e fior d'arancia. Se amate questi dolci tipici, i sospiri fanno al caso vostro. Fare i sospiri è davvero un piacere, oltre che facilissimo naturalmente. Io ve li consiglio anche per Natale, sono veramente deliziosi. Quindi se vi è piaciuto questo video e questa ricetta, fate un bel like e non dimenticatevi, mi raccomando, di iscrivervi e attivare la campanella di notifica. Venitemi anche a trovare sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Ciao!